Con il taglio del nastro al nuovo parco giochi Area Verde si chiude il cerchio sulla riqualificazione urbana da tempo abbandonata che la lungimiranza di una buona amministrazione ha saputo nel tempo far ripartire a Rivignano. Presente il vicepresidente della regione, Mario Anzil, per 3 mandati consecutivi sindaco del comune, accompagnato dal suo già allora vice sindaco, oggi primo cittadino. Una linea continua nel proseguimento del lavoro fatto nel tempo. Il parco giochi si incastra all'interno della nuova Agorà del Friuli, sorta nel 2021, area polifunzionale che unisce in un unicum il centro cittadino a chilometro zero. Il parco giochi, moderno e innovativo, risponde a questa esigenza offrendo uno spazio sicuro e stimolante per bambini e famiglie. Oggi è una splendida giornata per la comunità di Rivignano Teur, non solo perché baciata dal sole, ma perché apre al pubblico questo parco giochi che è uno dei tasselli di una riqualificazione urbanistica molto più ampia, e già quando ero sindaco ho voluto occuparmi di questa idea, progettarla in ogni dettaglio, compresa la scelta dei giochi che sono anche scientifici e didattici, perché un buon amministratore deve sempre perseguire l'obiettivo di cercare di contribuire a creare un luogo dove sia più bello vivere, e questo parco giochi così contemporaneo certamente soddisferà questa esigenza di contribuire a creare un luogo dove sia più bello vivere.